No, vabbè, ma basta, mi interessa. Se avanti di così non posso. Anche perché se uno l'esto. Prova. Se l'esto con tanto gol. C'è un tempo con camera. Allora, vai da dire tu come telefono per prendere. Come si chiama? Allora, Filippo. Passa. Ora no. Poi metto schermo grande. Presidente, un secondo. Ora. Facciamo vedere il telefono. Oh, si sia. Cosa arriva? No, senti piano. Guarda. Samuele, Cristo. Senza di meno. Samuele. Marco e Christopher, ne conosci? E ne conosci? Non ti sapevo. Quella di mio padre era telecronaca io. Oh, ciao Rosario. Quando fanno un gol ci mettiamo in pausa. Ah, vicinissimi. Ti ruga io, sono povero. Ti scarico il blu. Incredibile. Oh, ma guarda il tiro. Ieri ti Oh, domani. Sta per iniziare l'incontro, sì. Mettere un po' Questo è Caloi, aspetta. Sì. Inizia l'incontro. Passa l'acqua. Avanti dietro primati. Il muro a tutti i numeri. Chi sbaglia? Fallo lavorare. Batti giovane. Passa l'acqua. Continua lui. Mette il tiro e la palla va fuori. Batte Antonio. Qui c'è Christopher.
la bassa, passa l'acqua, la butta in avanti, Buda, Christopher, la butta in avanti, Samuele, ancora lui, fallo, calcio di punizione il fatto di Christopher, verso il Buda, ancora Christopher, a Giovanni, la palla sbatte e la riprende Filippo De Vizzi, lo sbaglia anche lui, Samuele, continua su verso, scivola, tiro, fuori, Filippo, certo. Certo, Filippo, puoi giocare, adesso come passa l'acqua, ancora passa l'acqua, la passa Filippo, Iniziano, scusate, passa l'acqua, sbaglia, iniziamo a vedere la palla, la passa a Clemente, la palla va fuori, Buda, Samuele, Io me la toccai in sedia. Samuele, la palla va fuori, calcio d'angolo di guardia performance, sbaglia, ancora calcio d'angolo di guardia performance, entra al centro e sbaglia, il nostro del fondo deve fare il numero B, Rinaldi, Fare, prende indietro, la lascia passare, ancora solo concetto, compagno libero, la ridà a Rinaldi, ancora Rinaldi, sale, la lascia a Filippo, ne supera uno, non ci mandi, il volto di Christopher, Buda, ancora Buda, sbaglia, la palla dal portiere, Christopher, ancora Christopher, che supera e subisce fallo. Calcio di punizione di performance. Quindi non si ha punizione se sistemare. Sul pallone Christopher e Samuele. Porto Christopher il tiro e la palla va fuori. Sta al fondo, Manuel, qui Antonio, passa l'acqua, ancora qui Antonio, misura 1, 2 secondi, inizia a dare per il numero 2, Rinaldi, passa l'acqua, cerca solo l'avversario dove rimanere la portiera Manuel, la butta in avanti e sbaglia anche lui. Io che li macchia. Calcio d'angolo. Hai la macchia, Non si vede, scusate. La palla va fuori. La palla. Capito che la palla. Battuta. Samuele. Quale? Samuele verso Christopher. Giovanni, scusate. Roberto passa l'acqua. Verso Filippo. Ancora passa l'acqua. Indietro Anzana. Rinaldi. Sbaglia. Qui si ritrova, non si squadra. Quando mi stanco io. Palla fuori. Passa l'acqua. Rinaldi. Rinaldi si faceva con la fuori. Quanto quando sei te lo vuoi venire a te? Faccio che ci si tocca. Inizia di bottiglia e palla portiera Antonio. Vedo che si Samuele. Samuele che c'è questa cosa. Dice una palla giusta. Tira e la palla va fuori. 5-10 minuti nel secondo. Inizia il fondo fuori dalla bandiera. Manuel, passa l'acqua. Tu dove vincere? La butta in avanti verso Filippo. Invece solo Marco Bruno. Samuele. Tira, palla nuovamente fuori.
Vediamo il risultato di 0-0. Partita bloccata non combattuta. Rinaldi, in avanti. Senzana. No, non ora. Contropiede, oh, contropiede. Le mani. Tira Filippo. Sinistro laterale. Passa l'acqua. Giacomo se ne va. Ancora Giacomo. Sotto fuori l'avversario, ci riesce. Samuele. Palla girata al centro. Incredibile, dall'alto. Lo recupera Giacomo. Lo vende ora Buda. Buda, supera l'avversario. Sale. Sbaglia anche lui. Palla dall'avanti. Antonio. Christopher. Christopher sbaglia incredibilmente. E infatti il zappa 1-0 per Gnano più autoperformance. Esce Giovanni, entra tutto la Madonna. Battuta. Buda. Samuele. Cerca il messaggio. La palla è buona. Rimessa virale della Tifania D. 4 verso l'altra. In avanti molto lungo, sbaglia anche lui. Buda, la messa Samuele. Questo è l'avversario. Samuele, tutto il tiro, la palla va fuori. Rimessa virale e la performance. Filippo, riprende la palla. Samuele D. Ancora. Questo vede da fuori. Bene, Giovanni. Giovanni ritrova anche nella mano, che finisce fuori. Antonio, Buda. Buda questo Samuele. Samuele va a prendere, che finisce la palla e la dà Samuele, non sbaglia. Infatti Filippo. Che prende libero la salata, sbaglia anche lui. Buda, Christopher. Ancora Christopher, la butta in alto questo Giacomo. Samuele. Sempre che la palla non ci riesce, palla fuori. Finisce la palla di Fernando. Metti Vittorio. Sbaglia anche lui. Buda. Sbaglia anche Buda. Filippo se ne vuole mettere contro lui. Filippo un tentino fuori. Il risultato lo sa Non abbiamo il risultato che veniamo avanti 1 verso il mezzo. Christopher, riporto. Eccolo Christopher, la passa Samuele. Il centro si vede la persona non ci riesce, può giocare. La vende Buda. Christopher. Come sei? Samuele. Tanto centro è incredibile. Non riesce a giocare. Buda. Tutto il tiro e bello ribattuto. Filippo, insano. E poi tiene contro il Buda ci mette il piede. Non ci dà per fare vittoria e Antonio ci mette la mezza. Christopher. Samuele. Ancora Christopher, il tiro ancora meglio. Finisce la palla in avanti. Adesso gioca non sbaglia. Buda prende la palla. Sale palla al piede. Tutto il tiro fuori. Napoli. Vittoria. E Cenzano entra Calderano intanto. Non la prende avanti. Passa l'acqua. Ancora passa l'acqua. Non va Vittoria. Che sbaglia incredibilmente. Rimessa laterale il Betti Samuele. Christopher. Daniel. La rimessa a Christopher. Ancora Daniel. Ancora c'è Christopher. Serve all'altro. Solo a pensare. Samuele Christopher. Prende Samuele il tiro e la parola di mano. Rimessa la palla in avanti. Daniel. Calderano. Ancora il tiro e la fuori. Va bene. Christopher.
Danilo, che non c'è Antonio, lì l'altro, ancora Antonio e la palla va fuori. Sebastian. Samuel, Daniel, palla a Christopher. E abitualmente sbaglia, entra in città Vittoria, Giovanni Catanese, Valderano, cerca sulla distanza ci vuole Vittoria, sbaglia anche lui, Samuel, palla a Giovanni, tira e palla fuori, probabilmente. Manuel, Valderano, Catanese, il tiro e palla fuori. Inizia la battuta, Christopher, Samuele, avvicinato questi giovani, averli lunghi non pensare nulla, come sta facendo? Bene, Giovanni, passa l'acqua, avvicina avanti e Rivarese non c'è non fa nulla, Christopher, Daniel, Giacomo, sbaglia anche lui, Manuel. Ho butto in avanti sulla grana che non può fare nulla. Antonio, in avanti, adesso Samuele. Dritto Samuele, tiro e ribattuta dall'avversario. Samuele batte, ma sbaglia già con tutto il momento. La passa sta bene. Giovanese. Adesso la grana. Abbiamo lo istruttore. Quando un calcio di cielo ma prendiamo avanti. Come una vittoria, anzi questa è l'acqua. Uno qua e uno più avanti. Oh, io tu mai a pigliare un pallone, io la gatta non te male. Ma io ci sono su fuori già. Non ci sono, c'è fuori. No, ci sono a scopo, non ci sono a mocco. La trasferta il tiro, tanto di molto fuori, molto fuori. Antonio, Christopher, questo Daniel, ancora Christopher. Che non sa affidarlo, va da Antonio, la butti in avanti, sbaglia anche lui, passa l'acqua. Contrasto con Samuele, palla fuori. Finisce di dare una performance. Daniel, sbaglia anche lui il momento. Palla fuori. Finisce di dare una battuta, Christopher. Daniel. Anche Daniel, ha preso la palla e si la palla. Dove il contrasto? Daniel. Antonio, sbaglia anche lui il momento. Esce di tiro, entra nel momento più avanti. Occhio alla difesa, proteggiamo, difendiamo. Finisce battuta, Antonio. Christopher. Sbaglia anche Samuele. Finisce Virale, batte Samuele. Christopher, Samuele. Samuele che sono avversario. Samuele si fa spazio per lo sbaglio, incredibilmente. Finisce Virale, non la prendiamo avanti, guardiamo il batto, adesso lo sarà. Chiusura Daniel. Tira e palla fuori. Va bene ragazzi, ritorna, ritorna. Finisce il fondo, batte Antonio. Antonio. Guarda. Guardalo sempre dietro. Bravo. Sbaglia. Prende la palla Antonio. Va Catanese, tira fuori. Vai dai. Finisce di battuta Samuele. Gio. Ancora Samuele. Sbaglia incredibilmente. Non vede la palla. 5 compagni di tiro, non è bravo. L'altro femminile, ancora Dorani. Ancora Dorani. Il tiro e la gara di Dorani. Va bene così. Calcio d'angolo che non vedere. Battuta.
Sveglia incredibilmente. Occhio di partenza, ritorna! Cosa? Si può vedere la bassa, sbaglio. No. Questo lo sa là. Anche quando vuoi, Faccio iniziare la prendiamo avanti. Piero! Faglielo Piero! Piero! Alla volta della posizione durante il movimento. Tira e incredibile. Non è certo uno. Questo è zero. Come chiamo Rosario? Come chiamaste? Dillo. Guarda. 50 minuti. No, guarda. Attenti figlioli, Cancelando Eurogol Finazzi. Giovanni, prenditi qualcuno! Non quello Filippo se lo dovete prendere. Claudio si chiama. Claudio. Questo è vero, sbaglio. Questo è vero che tu hai Ronaldo. Non deve essere Filippo, non riesci a prenderlo. Guarda Samuele. Samuele, tira, quello. Esce Vanesi e entra nuovamente in zona, nella prima avanti. Avanti, Filippo, Zana, passa l'acqua. L'acqua che sbaglia. Guarda, sarebbe la palla e non riesce a ritrovare di allontanto. Non sono gli che batte la salacqua. Non può essere Ronaldo. Lo farà dentro il città. Filippo. Ancora Filippo. Si vicina alla fuori. Batti per Antonio. Filippo. Ancora Filippo. Il ballo in due. Giovanni. Mauro. La palla vende per Antonio. Samuele. Incredibile, proprio anche ballo. Non penso. 2-1 che non vediamo a 2. Incredibile che la sorpresa di durante il movimento. Adesso è attenti. Cosa c'è per la sono fatti no, poi sta andando di paragrafo. Non c'è Samuele non ci riesce. Passa l'acqua. Ancora passa l'acqua. E continua avanti la prende Samuele. Samuele legge la palla, scende l'avversario, si prende il via, tira e incredibilmente intercetta il pallone. Ancora Samuele. Passa l'acqua. Filippo. Incredibile questo che palla intercetta. Guarda. Tira di parlare, ancora Vaglio, questo che lo tira, fuori. Mamoli, non ci vengo. Palla in calcio d'angolo. No! Purtroppo Filippo non ci arriva. Questo era il battuto, Samuele. Samuele, scusate, palla fuori. Calcio d'angolo, sbagliato.
momenti che c'è l'angolo. Vogliamo ricordare il giorno 8. Dico, visto che si devono lo ricorda il giorno 8. Non contro neanche nessuno. Antonio. Samuele. Da dentro il campo, cambia, batte della figliola. Fischiato. Però Filippo. Verso Giovanni. Lo sbaglia. Non è bravo. Bello, faccio la munizione, non andiamo più. Pippo! La situazione è battuta. Vedi? Sì, sì, vedi. Non sbaglio diretto tu. Io per adesso lavorare. L'essenziale di sbaglio anche lui. Visto che? Visto che vuole. Lo va a giocare. Il prossimo giorno per lavorare. Da sabato per lui. Guarda che sbaglia anche lui. Non è stata Filippo. Iniziamo. Ancora Iniziamo. Adesso è Vittorio! non riesce a seguire l'avversario. Filippo! Con lavoro. Non è stato Vittorio. Iniziamo. Tu devi prendere la mano fuori. Adesso Samuele, vedi? Samuele. Incredibile bello. Anzi, non è bello, scusate, non è bello. Non si può. Giovanni, girati, Giovanni! Giovanni. Sotto Paolo. Antonio! Filippo! Tipo... No, anche prima. Oh. Ah, prima pure così, Sì, anche prima. Faccio cominciare a vedere verso il mazzo, sulla palla Samuele Pulera. Oh, uno che esce subito qua, uno che esce qua subito. Fatto male, fuori. Faccio un numero di Bianchi. Sbagliato. Dai. La volta sarà Fernando, la vedete che portano avanti, Samuele. Ancora Samuele. Tiro rimpallato, bella buona. Ognuno è il suo, dai. Rimessa Bianchi, Christopher, Buda, Giovanni. Sbaglio, Samuele, tira, è incredibile, guarda che c'è l'angolo. Girate, ognuno è il suo. Incredibile, Buda. Brutta fallo. Spray. Com'è Gio? Lo spray. Vittoria, metti centrale. Adesso, spray. Studiamo. Vediamo c'è la porta. No, questa che è peccato. Giovanni, Compagno, buonasera. Ma non c'è fontanella. centrale, Migliori, uno centrale. Bella fuori. Rimessa Bianchi, Samuele. Giovanni, Giovanni. vieni a destra, Giovanni. Bravo. Ancora Giovanni, adesso ti vedo Christopher. Nuovamente Giovanni. Che si prende la palla. Rimessa Morale, Iniziamo. La butta in avanti verso il Grande. E poi gira la palla. Vittorio, in avanti. Fino prima detto.
2-1. 2-1. Rivediamo il risultato. Vengono veramente 2 a performance 1. Si metti da quel lato. Mi viene questo davanti. Che si metti da quel lato, dico, qua non puoi. Ringraziamo la collaborazione seguente sponsor, da Sport di Anastasia Carmelo, Paracchio Santa Rosa, Sant'Emilio di Rosario, ristorante Pizzeria alla Fontaine, a San Rocco, Auto Performance. Regione Domenico, Sagrada di Sicilia, Via dell'S.L. di Donato Carmelo, Solo Antonello, Hotel Brescia Fasile, Calderone Mora, Impresa Edile Michele Antonino, Annunzi Fili Bisognato di Natale Pasquale, Accelerato Lasi, Tabacchino e Folletto, Teodoro Niso, Officina Meccanica Nuovi SMC, Pittoria dell'Interno Enrico, Macedonia La Fortuna, La Maestra Marmi, Salvatore Veri, Fattorizzanti, Millibar, Di Giovanni, Quanto? Amelia Uomo, Ognuno siamo stieni. E poi quante carote ognuno siamo stieni. Sì, in diretta, lo so. Allora, buonasera a tutti. Ricordo sempre che siamo anche in diretta sul liceo TV Web. E c'è ora l'incontro tra Auto Performance e Falegnameria Mondì. Falegnameria Mondì conduce del 2-1 sull'Auto Performance Domenico Isaia. Girmitto per gli amici. Ora continuiamo con gli sport che iniziano a dire Rosario Pantò, ma ora è solo il mago di Azzi. Allora, l'organizzazione ringrazia Bar Gelateria Bar Sport in Stato del Miele in via Piazza San Pietro, Parrocchia San Pietro Apostolo di Santa Maria del Rosario di Padre Gianfranco a Centorino, ristorante Pizzeria La Fontaine Piazza San Rocco San Pietro, Auto Performance Domenico Isaia nella strada che va per Condrò, dove il cimitero per l'esattezza. Ditta Giro Domenico, Sapore di Sicilia, Oro, Vino e Formaggi, in Corso Italia 26 a San Pietro. Metal SRL di Vivaldi Carmelo, via degli Orti a Milazzo. Studio odontoiatrico dottoressa Alicia Basile, in via nazionale a Giammoro. Calderone Moda, sempre in via nazionale a Giammoro. Impresa edile Michele Antonino, The Gap, in via Vendolieri a San Pietro. Agenzia Funebre Piscoglio Natale, con distaccamento San Pietro e a Monforte. Macelleria Colosi a San Pietro Marina. Tabaccheria Il Folletto, contrada Fornace stretta San Pietro. Olive e Miso, pizzeria e ristorante contrada San Biagio San Pier Marina. Officina meccanica Nagli, SDC di Nassasi, Nuova San Pietro Passo Badia. Vittorio di Antonio Buonico, via Bruno San Pietro. Macelleria Salomeria La Fortuna a Chiarannaro di San Pietro. La Maestra Marmi al Fornace, sempre San Pietro. Salvatore Prevede, fertilizzanti antiparassitari in via Garibaldi a Giammoro. Bar, pasticceria e gelateria Lili Bar a Chiarannaro di Piero Marchetta. Di Giovanni e Figli, azienda vinicola contrada Bisocco a San Pietro. A Movilla Gomme in via nazionale a Pace del Mena a Giammoro, quasi vicino all'Arco. Mimosa, bar, pasticceria e gelateria in via nazionale a Giammoro. Nastasi Francesco, vendita di riparazioni elettrodomestici a San Pier Marina. Ristorante Pizzeria Cibile, contrada Draganà San Pier Marina. Bar Venezuela Caffè in via nazionale a Giammoro. Officina meccanica Fucile e Basile in via Senatore Pietrone a San Pier Marina. Elettrodomestici Renda Giuseppe a Chianannaro, sempre San Pietro. Beneficio Antiche Tradizioni in via Senatore Pietrone a San Pietro. Top Form di Nunziato di Giovanni in via nazionale a Scala Noricotta. Le Fantasie del Pane, Focacceria Rosticceria in via Libertà a Giammoro. Imprese del Pino Nicola a San Pietro. Paone Giorgio, impianti idraulici e riscaldamento in via nazionale a Giammoro. Officina meccanica Saia Nicola in via Regione Siciliana Monforte Marina. Malegname Fivaldi Francesco in via Rosario a San Pietro. 3 SF Pubblicità in via Europa San Pier Marina. Bar Pasticceria Gelateria alle Donne in via nazionale a San Pier Marina. Terma idraulica di Bonarico Salvatore sempre a San Pietro nella via Longo Ferino. E il fabbro operaio Piero
invece allora il Petrone sta dicendo, ho finito. Non è colpa mia, ma è colpa dell'organizzazione che gira e raccoglie. Arbitra all'internazionale Anna Misteri di Avedrana, di Scala Rivolta. Ma tu confondi Giusi? Malano Marista, ma è Malano Marista. E inizia il secondo tempo con le seguenti formazioni. Vogliamo dice nel campo con Manuel Cassis in porta, Giovanni Catanese, Pier Antonio Grimaldi, Vittorio Mondì e Antonino Valderone. Risponde alla performance Domenico Isaia con il gatto Antonio Vigale, Christopher Cusumano, Paolo Cusumano, Marco Bugia e Samuele Pre. Arbitra Anna Misteri. Barriere. Ciao Gianluca. E tu non abbi più, metti tu il no, basta che metti qua, no, scambi. Dai, no. Così, figo. Vabbè, in caso guardi qua. Alla battuta Samuele Puleo per Christopher Cusumano. Giacomo tenta la volée ma non ci riesce, fuori. Devo dire che quest'anno la Fagnana non ha badato a spese, ha il completino migliore di tutto il torneo, già ha vinto un premio. Lei lo devi fare, Che cosa? Martiano Pino, mister secondo. Fuori, non va. Pressing a serie di alla performance, lo vedo il pareggio. Siamo bene, io tutti questi spot una varia credo di rubare ci sono. Di voi fare, una partita Allora, mi dice Sebastiano Pino che il prossimo gol di testa verrà premiato con una granita a Lille Bar. Granita come? No, completa. Granita completa a scelta. Il prossimo gol di testa c'è una granita. Ma brioche. Un brioche. Certo. Mezza granita, panna e brioche. Assedio di Auto Performance. Falegnameria Mondi si difende con raspa e martello. Vittorio Mondi contropiede e ciccisca del pallone. C'è Antonio Aldovani solo, non l'ha visto. Sbaglia Vittorio Mondi. Grande il tiro di Giovanni Catanese, riparte il contropiede per Antonio Grimaldi, si destreggia all'Anni, si finta contro finta per Calderone, non passa. Calderone tiro, fuori. Giovanni Catanese. E Antonio Vigale palla. Samuele realizza Giacomo Cusumano di destrezza, due pari. Giacomo Cusumano con il gol premia l'assedio dei propri compagni, è aumentato l'assedio a Forte Falegnameria Mondi. Ricordo sempre che siamo in diretta su Licetto TV Web, in diretta interplanetaria. Grande Manuel, che parata sul tiro di vista per Cusumano.
quindi per ora ci stanno seguendo da tutte le parti del mondo. E se ci segue Marco Anastasio Figliotto, lo salutiamo affettuosamente. Marco Buta. E la distanza, Marco Buta, capovolgimento di fronte. Alla performance 3, Falegname di 2. Saluto anche l'imperatore dei premi Marco Micale che guarda attentamente l'incontro. Sta studiando qualche tattica per la propria squadra domani. Italiano, come sai per domani? Prontissimo. Venderemo gara alla pelle, sicuramente. Ricordo che domani ci sarà un match combattuto alle ore 21 fra Bar Sport e Sapori di Sicilia, io per Ruggero Domenico. Praticamente devo giocare contro la squadra del mio cugino. O mi licenzia o vinci. Calcio d'angolo. Ma parliamo di che è tornata in campo spenta Giovanni Antonino Calderoni sbaglia clamorosamente una bella triangolazione con il noi entrato Giovanni passa l'acqua. Gioca musulmano per il fratello Christopher. Vittorio Rondi fa sentire tutti i suoi 1,90 m e 100 kg. Alla battuta Christopher Kuzmanovic. Non si passa. Samuele Puleo, bel lancio illuminante ma non aggancia. Giacomo Usmano. Veniamo di in bambola. In campo anche Salvatore Insana. Christopher, Marco Buta, di nuovo Christopher, Samuele Prego, Vittorio De Panzer, Mi quadro per un pezzo di porta. Ancora puoi girare. Così. Pure a me. Sembra un po'. Marco Buta, signore, non va. Lancio troppo lungo. Antonio Calderone. Giovanni passa da qua. Bel passaggio filtrante ma non ci arriva Calderone. Buon risultato di 3-2 per auto performance sul Falegname Monti. A parole.
Filippo Certo è entrato in campo, subito Filippo Certo realizza, Falcianino perde anche la scarpa ma realizza 3-3. Filippo Certo partita sempre combattuta 3-3 fra Falegnameria Mondi e Auto Performance. Domenico Isaia, Sabato Rinzana, Giovanni Catanesi, contropiedi, Insana realizza una splendida triangolazione e Falegnameria Mondi torna in vantaggio 4-3. Ciao Marco Radio Frame. Manuele Gassi si pare con sicurezza. Giovanni passa l'acqua. Filippo Certo. Rimessa laterale per Falegnameria Mondi. Manuel e prende Antonio Micali. Partita spigolosa, ben diretta però dalla signora Anna Misseri. Samuele Buono, prova il tiro, non va, non c'è un modo che ci blocca. Appena li leggi la vedi sta Giacomo si destreggia, finta, tiro, fuori. Ecco Damiano Dele che ha una manetta, non vale nemmeno lui. No time. Ah, dico io, Buttero con numero 6. Ah, Buttero con numero 6 gioca. Poi sai che prima Mastracci. Champions, Giovanni Minutoli. Sabato Rinzana. Grande passaggio, Filippo Certo. Filippo Certo. Cischia il pallone. E la palla finisce il calcio d'angolo. Sempre 4-3 per la Falegnameria Mondi. Signore! A posto buca. A seguire ci sarà l'incontro fra Metal SRL e ristorante e pizzeria La Fontaine. Christopher Cusumano. Filippo Certo. Filippo subisce il fallo.
calcio di punizione da Flagnameria Monti. Alla battuta Amsic per Antonio Grimaldi, no, non è Amsic. È unica Messina. Alla battuta Giovanni Passalacqua col numero 10. Ce l'ha ancora il giro. È una puntata fuori episodio. Mentre Giovanni Minutori, la Flagnameria Monti all'epoca di Maglietti da battuta, ma deve perdonare. Ah, non è per qua. Infatti se vado a buttare un Monti non ho scritto la maglietta. Pensavo era un soprannome. In campo anche Kozak Janut per performance. Anche in campo Domenico Isaia ormai cerca tutto per tutto l'auto performance per cercare di aumentare questo pareggio. Un altro campione si siede al tavolo, Domenico Formica. Che sta accanto a Marco, poi Marco Morale rete Fremmo, quindi Domenico Isaia, Marco Buda, Salvatore Insano intercetta. Mi piace solo. Anche all'estero. Partita spigolosa, quando fallo è quando l'arbitro fischia, diceva Bonanno la provincia di Bosco. Gianni Passato. Partita spigolosa. Buda, prova la distanza, ma c'è Insana, è sempre tempo duro pure per te. Rinvia, come In nonchalance destreggiano. Domenico Isaia. E il lancio nel vuoto. Perfetto, parte il contropiede, dove il pallone e la palla va fuori. Janut, Domenico Isaia. Ancora Domenico Isaia. Janut, Kozak, ma Giovanni passa l'acqua, si frappone, fa lui il pallone. Ancora Samuele, Cristo del Cusumano, Samuele Breo, poi cerca di cambiare il tiro, ma si chiude bene la Flagnameria Monti. Giovanni Samuele tiro e Manuel Catanese para. Grande difesa, si muove Giovanni Passalacqua per deviare questo tiro. Salvatore via, non vedi Isaia, spazza. Ricordo sempre 4-3 il risultato per Flagnameria Monti su Auto Performance. Ciao Puzzò. Rimessa laterale per Flagnameria Monti, Giovanni Catanese. Giovanni Passalacqua, Antonio Alberone subisce anche il fallo
calcio di punizione per la Falegnameria Monti. Stavolta squadra Hansic e la sua mattonella per Antonio Pinaldi. Tira la bomba o tira il piazzato. Per Antonio Pinaldi, tiro fuori, fuori. Domenico Isaia scende dalla piede, pista per Cusumano, inciampa e la palla va fuori. Ricordo dove il quinto fallo c'è il tiro libero e la squadra Auto Performance è già arrivata al quinto. Dal prossimo fallo c'è il tiro libero. Stavolta sulla palla di nuovo per Antonio Grimaldi, colpisce la barriera in pieno, parte il contropiede alla Performance. Fallo tattico di Pier Antonio Grimaldi. Alla battuta Domenico Isaia. E la palla viene ribattuta da Antonio Calderone, il forte e pugnatico, sempre forte. Gioco pericoloso fischiato dall'arbitro Anna Misseri. E fallo a 2, quindi non vale nel conteggio dei tiri liberi. Giovanni Passalacqua, lancio d'esterno, e Antonio Grimaldi. Giovanni Catanese, si lotta su ogni pallone, siamo ormai, e il tiro Giovanni Onut, Dozak, ma la palla va fuori non nulla. Quattro a 3 per Falegnameria Monti. Calderone, Giovanni Catanese, perde il rimpallo. Samuele Prego, Giacomo Cusumano, Domenico Isaia, di nuovo Domenico Isaia scivola sul più bene. Manuel Catanese rinvia e Antonio Adriano subisce il fallo e siamo al tiro libero. Tiro libero per Falegnameria Monti, che ha l'occasione e l'opportunità di mettere in ghiaccio la partita. Alla partita, alla battuta per Antonio Grimaldi.
E sbaglia clamorosamente Antonio Rinaldi, la palla va fuori. Ancora ci sono chance per la performance. E sbaglia un'occasione d'oro e chi sbaglia paga. Finisce 4-3 per Falegnameria Mondisu, la performance. Ma ci scusiamo un attimo con gli telespettatori di Gino TV Web ci seguono in diretta, ma per problemi tecnici interrompiamo per 2 minuti. Per 2 minuti. Antonio! Questa te ce la fai. Gentilmente, vieni, grazie. Vai Damiano! Veramente mettere no, mare è buono. Questa buona Gabriele, però guarda, Però a fine mese ci lavoro. Voleva interessare.
Ruggeri, Che roba. Sta cassa. Ma vuoi che disse con Capodanno e che qua? Che Capodanno che ma pochino da fare fare. Un bello c'è. Oh, Ciao bello. Ciao bello. Amico. Oh, in invasione. ciao bello, esci dal campo vero. Sta per iniziare il secondo incontro della serata fra Metal SRL e ristorante pizzeria La Fontana. Inizia l'incontro, le formazioni scendono in campo, ristorante La Fontana, Nino Crocetta in porta, Franco Mondì, Carmelo Le Donne, Giuseppe Fareri e Marco Catanese. Risponde la Metal SRL con Damiano Deri in porta, che ancora era un pochino distratto, Sebastiano Pino, Emanuele La Rosa, Giuseppe Formica e Francesco La Rosa. Vi ricordo sempre l'arbitro la signorina Anna Misseri di Scala Torregrotta. E vi ricordo sempre che siamo in diretta interplanetaria su Niceto TV Web. Non la fare foto mio. Fai foto non si diritto a fare questo. Ma quando la fai? La Rosa tiro e realizza subito, si sblocca l'incontro. Francesco La Rosa. Metal SRL 1, ristorante La Fontaine 0. E io sapevo bomber di questa squadra. Quest'anno Sebastiano Pino, per cercare di sfatare il tabù del secondo posto, ha cambiato anche sponsor. Non ascoltare Sebastiano. Le sta studiando tutte. Però purtroppo per lui quest'anno c'è chi ha fatto una squadra più forte e si chiama Giovanni Minuto. It's your time. Ormai denominato It's Your Time Always. Sebastiano Pino, Occhio. Emanuele La Rosa, Franco La Rosa, Peppe Formica non aggancia. Bravo Peppe Formica soprannominato il re do Fuguri, come russa sosizia lui nessuno. Fareri, Franco Mondì, Carmelo Le Donne, Marco Catanese. Gran bel passaggio in profondità, ma Emanuele capisce tutto. Riparte la meta alle SRL con Sebastiano Pino, Peppe Formica, Carmelo Le Donne capisce tutto, Giuseppe Farelli. Ricordo che oggi il ristorante La Fontana è privo di elementi validi come Giuseppe Todoro, Fabio Spadaro e Santi Battaglia, e in panchina c'è il mago di Anzo Rosario Pantò. Già quanto battaglia? Già si sono aperte le scommesse se il mago giocherà qualche minuto. Andiamo, ha visto così, forza! Va bene, occhio! Calcio d'angolo del ristorante La Fontana. Respinge Emanuele La Rosa. Continua il pressing del ristorante La Fontana. Andiamo! Pino, Emanuele La Rosa, poi del tiro, palla va fuori, ma Cunicetto era sulla traiettoria. Mentre arrivano pezzi di ricambio per il ristorante La Fontana, arriva Fabio Spadaro. Ed è un ex della Metal SRL, una volta in prese delle Grimaldi. Operatore della serata quest'oggi per Niceo TV è Nicola Abate.
Ieri era Samuele Abate, oggi Nicola Abate. E domani è Dario. Ce l'hai Cocchetto, ce l'hai, bravo. Formica, domani. Partiamo. Va bene, sì, di prima, bravo. Sebastiano Pino. Emanuele, Sebastiano Pino. Emanuele e sono 2. Metal SRL 2, risolto Fontaine 0. Bella triangolazione del duo Pino La Rosa. E mano. Oh, cazzo pallone. Si ricomincia. Aspetta, Marco Catanese, No, non c'è. Pareri, Carmelo Le Donne, Sebastiano Pino anticipa. Ancora Marco Catanese, non passa la sfera. Calma in mano. Uno in mezzo. Con calma ricomincia a tessere la tela dei passaggi la Metal SRL. Pino, La Rosa, per La Rosa, per Peppo Formica, palla troppo lunga, non ci arriva. Culicetto, Carmelo Le Donne per Getto Pareri. Pareri, Marco Catanese. Fatelo fare appoggiare. Numero non va. Aspetta. E La Rosa realizza la doppietta personale, terzo gol per Metal SRL, 3-0. Che c'è? Perché guardi? Che c'è di? Problemi? Si comincia sul 3-0 per la Metal. Shakhtar Donetsk. Salutiamo il principale Gioacchino Sano. Accompagnalo. Carmelo Le Donne. Non passa. Peppo Formica. Buona Beppe. Marco. Damiano Deria tocca la prima sfera della serata. Di prima. La Rosa. Ricordo che anche in questa partita c'è in palio una granita presso Lilli Bar per chi realizzerà un gol di testa. Fareri, palo sfortunato risante la Fontaine, ma Damiano Deria c'era. Granite brioche completo presso Lilli Bar. Allora aggiungiamo oltre colpo di testa anche con un colpo di tacco. C'è in palio una granita presa in Lilli Bar. Pino, La Rosa, come vuoi, fragola, caffè, panna. In campo Fabio Spadaro, l'ex dell'incontro. Franco Mondi anticipa. Pino a stare accanto, non mi piace. Pino, Nino Lucetto para con i piedi, riparte il contropiede Giuseppe Fareri. Poi sbaglia e Sebastiano Pino. Va bene, se va. Non commentiamo, non commento questa ciabattata. È stata più che altro una manovrata storta. Palla in campo. Levate questo pallone, scoppiate questo pallone. Si continua. Fareri. Mondini.
Mentre vi ricordo, se volete intervenire in diretta per chi ci sta seguendo dall'estero, 347 1877 413 tramite WhatsApp, potete anche comunicare con noi in tempo reale, potete anche telefonare, metteremo in diretta. Inoltre Chi vuole? potete mandare anche dei messaggi in cui è aperto il sondaggio: giocherà il mago di Az o non giocherà? Qualche minuto. Ma io siamo a casa, siamo aspettati. Potete commentare in tempo reale. Uomo! 347 1877 413. Spadaro Occhio, occhio. inciampa sulla palla, riparte Pino per la Rosa. La Rosa per Calcio, come viene? Emanuele La Rosa, Pino non va. Franco Mondi chiude. Riparte la medaglia. Formica, troppa forza. Fabio Spadaro. Pareri. Spadaro. Carmelo Leone, tiro alto. 3-0 sempre il risultato per la medal su ristorante La Fontaine. Emanuele Mondi, Giuseppe Formica. 1,5. Numero è come quella mucca che fa il latte e poi dà il calcio. Gran numero e poi sbaglia il tiro Emanuele. Mi ricordo che la panchina della medal è molto pesante e di classe. Puliafito, Tommaso La Rosa e Giuseppe La Rosa e Francesco Sgro, new entry. Formica, Emanuele, non si capisce con Peppe Formica. Rientra in campo per il ristorante La Fontaine Marco Catanese al posto di Franco Mondi. Il ristorante La Fontaine ora trazione anteriore e ancora scalpita Santi Battaglia. Spadaro, Carmino Le Donne, 1-2 non riuscito. Andiamo Peppe, fatela dare Peppe, andiamo. Che no lungo, che Si ricomincia. Pino, Formica, in qualche modo fa passare la sfera per il colpo di arco e gran numero di La Rosa che però sbaglia sul più bello. 3-0 sempre il risultato. Spadaro tira e Damiano Delia si distende con un volo plastico e agguanta la sfera. Damiano! No. Ciao. Va bene Peppe! Tiro di Spadaro, la palla va fuori. Si ricomincia. 1-2. Ceppo Formica. Prova il tiro, Culicetto para, ma la palla torna a La Rosa. Prova un pallonetto, ma Nino Culicetto non si fa ingannare. Marco Catanese per Fabio Spadaro. Ancora Spadaro, tiro, Damiano Delia para piegando le mani ma riesce a parare. Emanuele per La Rosa, Peppe Formica in controtempo ma aggancia. Pino, Formica, Emanuele La Rosa. Bel passaggio e non va. Si chiude bene la difesa del ristorante La Fontaine che cerca di partire in contropiede ma
ha perso troppo tempo. Bravo, ecco! Peppe Farelli, ancora Marco Danese per Peppe Farelli. Cammino le donne, Farelli, tiro e la palla al termine della rete. No, non si sente. È meraviglioso. È meraviglioso. Formica. La macchina che è? Io dicevo, La macchina, che è una macchina libera. ma può Perché ero ricco. Pino. Non va. Marco Catanese. Carmelo Le Donne. Santi Battaglia qua l'ingresso in campo. Carmelo Le Donne. Poi il tiro non va. Solo! Formica. Contropiede di Meta. E Cucetto para. Lanero osserva dal bordo campo i suoi ex compagni. Spadaro e Damiano Delia para, Delia nel calcio d'angolo con la maglietta di Enrico Peppe per Messina. Esci! Battaglia tira e realizza. Il sinistro che non perdona. Santi Battaglia 3-1 per Ristorante La Fontaine. Con l'età è migliorata anche il destro allora. 3-1, si ricomincia. La Rosa prova il tiro, la palla va fuori. Beppe, 2 minuti e poi gioca. Ciccio. Catanese. Vieni Beppe, batti Ciccio. Mentre in campo Francesco Isgro al posto di Peppe Formica. E in qualche modo la palla viene agganciata da Damiano Delia con un po' di difficoltà. Sebastiano Pino con calma olimpica imposta l'azione. Battaglia, prova di nuovo il tiro, deviazione, tiro Spadaro e Damiano Delia para. Contropiede, 3 contro 2. Prova il colpo di calcio, non va. Ricordo sempre che c'è in palio una granita presso Lilli Bar a chi realizzerà il prossimo gol o di testa o di tacco. Andiamo Ciccio. Solo. Ancora? Isgro e l'emozione lo gradisce. Ritorna in campo Franco Mondia al posto di Carmelo Le Donne. 3-1 il risultato per Metal SRL. Damiano Delia agguanta con la guanta. Emanuel ricomincia da Pino a fare. Ma quando parla fa deccare La Rosa modulazione. Andiamo! Isgro Emanuel Isgro prova a tirare al volo, la palla va fuori. Andiamo posto! Andiamo Ciccio, Spadaro, Battaglia. Bravo. Spadaro. Solo. 300 La Rosa per Francesco Isgro. Uomo! Sebastiano Pino.
tira e Culicetto para. Occhio, occhio. Battaglia. E Pino è onnipresente. Calma, Quest'anno lo vediamo veramente agguerrito e ha parlato troppo. Checco! Vieni, Checco! In campo Giuseppe La Rosa a posto di niente, falso allarme. Isgro, La rosa le davanti. La Rosa finta, tiro e Mino Culicetto si supera per l'ennesima volta. E ora c'è il cambio, esce Francesco La Rosa ed entra Giuseppe La Rosa. Ma se hanno la palla a fa loro! Corri sulla palla. Giuseppe Rosa non è appena entrato, subisce già il primo fallo. Ma come c'è che... Ma ora c'è... Record, il fallo più veloce della storia del calcetto, dopo 5 secondi. La stavo vedendo, guardavo in aria, ma poi... Alla battuta Giuseppe La Rosa. Vediamo se farà anche il gol più veloce della storia dopo l'ingresso in campo. Non mi modernizza che sta parte. È sfortunato. È stato Nino Culicetto a parare il missile dell'aria. Pino, fai lo schema, Pino! Lo schema, Pino, lo schema, Pino, lo schema. E funziona! Prova Emanuele, ma va fuori. Buona. Sia tu, mister. Il risultato rimane sul 3-1 per il Metal sul ristorante La Fontaine. Battaglia subisce il fallo. Tirerà la bomba a Battaglia. Battaglia contro Beria. Sei il mio liberato. Ma non cara, ma stai scaffiando. Non tira la bomba, tira Franco Mondini, realizza schema perfetto del La Fontaine. 3-2, accorcia le distanze. Tutti aspettavano la bomba di Battaglia, invece ha fatto il passaggio Franco Mondini che l'ha piazzata abilmente. Andiamo Pino, dai, andiamo. La Rosa fuori. Che comincia il ristorante La Fontaine. Non mi piace. Time out chiamato dalla Metal SRL. Devono giocare così, palla, loro ci guardano e devono giocare. Andiamo, vabbè, andiamo. Ricordo sempre che siete collegati in Mondo Visione su YouTube tramite Nicetto TV Web. Se ti piglia la palla da davanti, hanno come metterla. Poi fanno un fallo e ti allora facciamo giocare, invece di aspettare un po'. Vediamo un po'. Sì, però se tu giochi tu Approfitto dell'occasione per salutare il figlioccio Marco Anastasi che ci segue dall'Australia. Ma finisci te ti spacco la chiave e ti faccio mangiare. Oh, Ivano, sei su YouTube, Ah, dai. La telecamera fai un video sulla YouTube. Fine del time out, Sereno Riccia sul 3-2 del Metal SRL sul ristorante La Fontaine. Giuseppe La Rosa, Sebastiano Pino, Sebastiano Pino. Andiamo ritmo, andiamo.
Emanuel per il fratello Giuseppe, di nuovo Emanuel. Giuseppe in mezzo. Lo schema 3, Pino. Calcio d'angolo per Metal. Tiro della Rosa rimpallato, ancora calcio d'angolo, mentre salutiamo Gianni Mazzagatti che è sempre inquadrato, solo la postazione. Ce l'hai Ciccio! Lo vediamo nel monitor di servizio. Andiamo Pino, andiamo. Ora non più. Calcio d'angolo, l'ennesimo per Metal. E l'ennesima parata di Nino Pulicetto sul tiro potente di Emanuele La Rosa. Palla! La palla va fuori, cercano di far passare secondi preziosi Metal e SRL. Isgro, anticipo maestoso di Franco Mondi, Spadaro, Carmelo Le Donne e il campo finisce. Sebastiano Pino. La Rosa. Ma battaglia non si fa ingannare. L'esperienza accompagna il pallone in difesa laterale. E ricominciano battaglia. Spadaro, Franco Mondi prova il tiro fuori e finisce il primo tempo sul risultato 3-2 per ristorante per Metal SRL sul ristorante La Fontaine. Ricordiamo gli sponsor. Vincenzo, tutto alla destra. Sì. Allora, ricordiamo, prova. Prova. Ricordiamo il torneo di calcetto è sponsorizzato dalle seguenti ditte: Pasticceria e Gelateria Basport in Assasi Carmelo in via Diaz San Pietro di Cetto, Parrocchia San Pietro Apostolo Santa Maria dello Rosario di Padre Gianfranco Centonino, ristorante Pizzeria La Fontaine in piazza Sarocco a San Pietro di Cetto, Auto Performance di Saia Domenico Salvatore in via Matteotti a San Pietro di Cetto, ditta Ruggeri Domenico, sapore di Sicilia, olio, vino, formaggi, olive, acciughe e tutto quant'altro potete desiderare in Corso Italia 26 a San Pietro di Cetto, reperibili 24 ore al giorno. Metal SRL di Grimaldi Carmelo, via degli Orti a Milazzo, studio odontoiatrico dottoressa Catiuscia Basile, via Nazionale a Giammoro, Calderone Moda, via Nazionale a Giammoro, impresa edile Michele Antonino in via Vendoliera da San Pier Marina, agenzie funebre Briscoglio Natale a San Piediceto e Monforte San Giorgio, macelleria Colosi in via Salore Pitrone a San Piediceto Marina, tabaccheria Il Folletto al Fornace, Euriero e Niso, pizzeria, ristorante e contrada San Biagio a San Pier Marina, officina meccanica Nacri SNC di Nassasi Sblocco contrada a Passo Badia a San Pier di Cetto, pittore edile Antonio Buonico via Bruno San Pier di Cetto, Polle e macelleria Salomeria La Fortuna di Mongiovanni Maria al Chianannao San Pier di Cetto. La maestra Marta non giocare la telecamera ha incontrato Fornaci a San Pier di Cetto, Salvatore prevede fertilizzanti antiparassitari in via Garibaldi a Giammoro, pasticceria e gelateria Lili Bar di Piero Marchetta alla Fornace, azienda vinicola Rosario di Giovanni SNC di Piero e Domenico di Giovanni, contrada a Bisocco a San Pier di Cetto,
Amovilla Salvatore Gomme, via Nazionale a Giammoro, quasi vicino all'Archi. Bar Pasticceria Gelateria Mimosa, via Nazionale a Giammoro. Anastasi Francesco, vendita di riparazione elettrodomestici San Piernicetto Marina. Ristorante e pizzeria Cipilia, contrada tra Canale San Pier Marina. Pasticceria Gelateria Venezuela Caffè, in via Nazionale a Giammoro. Officina meccanica Fucile e Basile, in via Senatore Pitrone San Pier Marina. Elettrodomestici Renda Giuseppe, in Corso Italia a Chiana Naro San Piernicetto. Panificio, l'antica tradizione in via Senatore Pitrone a San Piernicetto. Top Form di Nunziato Di Giovanni a Scala Torre Grotta. Fantasie del pane, Focacceria Rosticceria in via Libertà a Giammoro. Impresa edile Pino Nicola a San Piero Nicetto. Pavone Giorgio, impianti e riscaldamenti in via Nazionale a Giammoro Pace del Mela. Officina meccanica Saia Nicola in via Regione Sicilia Monforte e Marina. Falegname Grimaldi Francesco in via Santissimo Rosario San Piernicetto. SF Pubblicità, grafica e pubblicità in via Europa San Pier Marina. Bar Pasticceria Gelateria alle Donne e in via Nazionale a San Pier Marina. Termoidraulica di Bonarivo Salvatore a San Pier Piernicetto. Il Fabbro Ferraio Piero Popolo in via Senatore Pitrone a San Piernicetto. E Peppe, come si chiama? Alveare, miele l'alveare. E concludiamo con il miele l'alveare. Un bigliettino più piccolo poteva pure fare a Pace del Mela. Produzione e vendita di miele in grosso e al dettaglio. E può iniziare il secondo tempo fra Metal SRL e ristorante e pizzeria La Fontaine. 3-2 per Metal. Vincenzo, la bocca mi asciuga, sono andato a prendere una granita. Vada a tia, vada a tia. Carmelo Donne, le formazioni sono scese in campo con i seguenti uomini: Ristorante La Fontaine, Culicetta in porta, Santi Battaglia, Giuseppe Farelli, Carmelo Le Donne e Fabio Spadaro. Risponde Metal con Damiano Delia, Tommaso La Rosa, Emanuele La Rosa, Sebastiano Pino e Francesco La Rosa. Arbitro sempre interplanetaria Anna Misseri di Scala Torre Grotta. Traversa Pino, non è fallo, lascia proseguire l'arbitro e in contropiede parte Fabio Spadaro e Damiano Delia para. Grande recupero di Battaglia. Ricordo che è sempre valida l'offerta che chi segnerà un gol di testa o di tacco vincerà una granita a scelta presso il ristorante il bar Lille, sì, non si vede, che mo scrive, non fa confondere. Ah, dai Vincenzo, tiro fuori, sempre 3-2 risultato. Fallo. Vi ricordo sempre che potete commentare gli incontri, mandare dei messaggi anche
telefonicamente al 347 1877 413. Alla battuta La Rosa e la barriera respinge. E vi ricordo che è sempre aperto il sondaggio se Rosario Pantò, il mago di Az della Liceo del Web, giocherà almeno un minuto. Pino, numero non va. Vogliamo quanto? Alla battuta Emanuele La Rosa per Tommaso La Rosa, Sebastiano Pino e non va. Giuseppe Pareri e Emanuele capisce tutto e parte il contropiede e sbaglia Carmelo Donne, battaglia Spadaro, non va, riparte Non passa a re. La Rosa e la Rosa allunga di nuovo per Metal, tripletta personale e quarto gol per Metal, 4-2. Ecco, gira. Ricordo a seguire sarà l'incontro fra studentistico dottoressa Catiuscia Basile e Ditta Ruggeri Domenico Sapori di Sicilia. La Rosa tu solo. e la Rosa non perdona, poker personale e quinto gol per Metal, 5-2. Ah, solo, ecco, la Non fare piano. La palla va veloce. Ciao. Ciao, Salvatore. La Rosa non passa, Giuseppe Pareri dice no, mentre Giovanni Minuto a bordo campo gondola perché già pensa che questo torneo è suo. Ha fatto lo squadrone, logicamente deve ottenere i frutti. Prova Emanuele, la palla va fuori. Ci sono pure i cartellini. Giovanni Mazzagatti era per me quel messaggio? Battaglia fuori. Tommaso La Rosa. Damiano Deri appara e deve palla in calcio d'angolo. Spadaro realizza e accorcia le distanze, 5-3 per Metal su Ristorante La Fontaine. Samuele lo vuoi fare tu?
Spadaro, Manuel dai per tutto. Spadaro e sbaglia dolorosamente Carmelo Le Donne. Siamo già in diretta? Ci scusiamo per il conveniente tecnico, ma purtroppo i nostri camera me ne sono distratti con la telecamera. Tiene così? Siamo di nuovo in Mondovisione su Liceo TV. Così, sì. Siete prima in anteprima e ora pure puntuali. Qui non Lonzo per Metal 6-3. Todor, poi il tiro a sorpresa non va. Ora te. E siamo anche in HD, devo dire. In campo anche il forte Nimo Pugliato, reduce dall'esperienza di Salso Maggiore Terme con il San Paolino. Montecatini Terme, guarda sempre Terme erano. Carmelo Le Donne, Fabio Spadaro. Vai a vedere Padre con qualche brivido. Ricordo che c'è sempre in palio una granita offerta a Lily Bar per chi realizza un gol di testa o di tacco. Mentre vi ricordo che se volete fare qualche donazione giochi web siamo sempre pronti e disponibili. Come dice andiamo, segna Carmelo con Le Donne, accorcia ulteriormente le distanze. Metal 6, Ristorante Fontaine 4. Time out. Vi ricordo il sondaggio valido Pantoi farà qualche minuto. Mandate il vostro parere 347 1877 413. Gabriele Di Pietro dice che Pantoi in campo. Magro, fa questa revisione, giochi o non giochi? Ma sì, ancora non devo fare. Pensaci. Anna. Carmelo Le Donne
Emanuele capisce tutto. Numero e segna azione personale. Sono 7-4. Qualche anno fatto non l'avrebbe fatto passare. Damiano delle para. La Rosa, Giuseppe Formica è tornato in campo. Passaggio elegante per Giuseppe La Rosa. Per Franco La Rosa. Priapio si costruisce dalla difesa. La Rosa, Formica. Cerca il colpo avanti ma non ci riesce. Incischia sul pallone Franco Monti e c'è l'angolo. Poi il tiro retto per dire la palla va fuori. Ancora calcio d'angolo per Metal. Andiamo! Spallaro. Non va. Secondo tra qualche istante va a seguire, ci sarà l'incontro tra l'Inter Ruggeri Domenico, mentre segna ancora Spallaro e accorcia ulteriormente le distanze 7-5. Dai! Andiamo, Ciccio, corri! Oh. Marco Catanese per Fabio Spallaro. Marco Catanese, numero, e poi deve essere troppo altruista. Priapio. La Rosa, Giuseppe La Rosa, tiro fuori. Va bene, Peppe! No! Tanto! Spallaro e La Rosa recupera. Pugliafito con calma. Bravo! Va bene, mi sta Balletto di Totaro sulla Rosa. Calma, non gira stava in mezzo. Peppe Formica. Prova! La Rosa fuori. Spallaro. Però Spallaro è un ex, come un ex anche Damiano Delia per l'incontro. Spallaro. La Rosa anticipa Mondini. Va bene, Non si fa ingannare. Pilotto. Viene preso contro piede Giuseppe Formica. Altra occasione per il Santo La Fontaine di portarsi in avanti. Conisetto, Catanese. Carmelo Leganni. Pugliafito capisce tutto. Non c'è più là ora non c'è più. Marco Catanese. Franco Mondi. Pugliafito per La Rosa. Rimessa a vedere il Santo La Fontaine. La Rosa dice tutto. E la palla è uscita, rimessa a lavorare. Ora sì. Alla battuta Carmelo Leganni. Franco Mondi. Giuseppe Fabio Spallaro. Pugliafito.
Daniele Bella. La poteva prendere più perché me l'aveva passata. Sono 1 contro 1, La Rosa. La Rosa riesce a mantenere molto combinata. Più rapido. L'esperienza contro la gioventù e rischia tantissimo Damiano Beria. Ciao Spararo. No, un po' con le mani. Con le mani no. Andiamo ora. La sinistra. Bambi, ma la Rosa si l'anticipa. Passala! Dice il contrasto e segna, accorcia ulteriormente le distanze e dà a modo di andare da podeste. Anna! Time out chiamato dal Metal. Falla dietro. Era fallo fuori. Ma che era fallo? Anna, bottiglia avanti. Quanto sono? Lui. 1, 2. Se noi non giocavamo, ci c'era che buttare, facevi i gol, non giocare qua, sarebbe giocare, giocavamo qua. Non è un posto, non è che oggi non piglia palla non è segnato, giocavamo sta palla, vincerà, ma non una buona vita un carino, no? Dai! Quando poi? Anticipo l'esperto di battaglia. Lasciala Giuseppe, lascia! Un mese, sì, penso che quando si chiude che già Mi fa la iosa. adesso sì, e mille canzone, La Rosa l'ha battuta e il battaglia lo dice tutto. Ripartono almeno le donne. Che diventava un assist. Ormai si risolta Fontenni, ci crede al pareggio. Formica, la Rosa, Peppe Formica, ancora la Rosa, battaglia con l'esperienza. Più sbaglio Crocetto, ancora battaglia, Crocetto Nera. E questi ultimi istanti sta diventando veramente bello ed emozionante, con capovolgimento di fronte. La Rosa, per la Rosa, ancora la Rosa, poi il tiro non vale, sinistra laterale, alla battuta Formica. Giuseppe La Rosa e Marco Catanese. Occhio però! La Rosa, per Franco La Rosa. Formica, Spadaro, parte contropiede, Carmelo le donne, Davide Della Para,
con qualche brivido. Torna in campo Francesco Iglò per Giuseppe La Rosa. Secondo! 4 secondi. È nostra! È nostra! Francesco Iglò. Numero per Bravo Ciccio, bravissimo! il presidente di Federazione Pino tiro il sospiro di sollievo. Uno solo. Ora la squadra mette le due avanti, 8-6. Cameraman d'eccezione questa sera è Samuele Abate, perché vi ricordo che siamo in diretta interplanetaria su Diceto TV Web. E finisce l'incontro combattuto e vinto dalla Metal SRL per 8-6 sul corante La Fontaine. Vi ricordo che la figlia c'era l'incontro fra Tito Ruggeri, Domenico. No, vai. Quindi sta parlando delle persone educate. E appunto, un cazzo non ci dice. A Milano non mi dice. Non può stare là. Non io ci posso. Signor noi abbiamo il cuore a strisce, portaci dove vuoi, adesso non so per questo. Se passiamo prima. L'intervista a Benissimo del Web. È ancora troppo carico per l'incontro. Il tempo di sciapparsi avrà gli uomini se passiamo prima. Però dobbiamo dire che dopo questo incontro le votazioni di vittoria per il Metal salgono, mentre le votazioni di Giovanni Minuri per la vincitore sono 1 e 10. No, vinceste 2 gol di scarto. 2 gol di scarto. Grazie per la guida, Salvatore e Marco Milano. Danilo Luigi. Anneri. Anneri qua. Il re dei flame!
C'è Pino. C'è
Nuova Marco Vigale, prova. Ha uno schizzo. Ruggeri. Peppe, sono palloni là. Ah? Palloni. Ruggeri. Vigale. Pronto. Si prova? È iniziato l'ultimo incontro della serata fra Ditta Ruggeri Domenico, Sapori di Sicilia e Studentissimo Teresa Basile e Catiuscia. Le formazioni scendono in campo per lo Studentissimo Basile: Salvatore Anastasi, Francesco Anastasi, Daniele Catalano, Antonio Micale e Diego De Salvo. Risponde alla Ditta Ruggeri Domenico con Rocco Marino in porta, Tito Lavilla, Massimo Cicciari, Salmeri e Fortamati Giuseppe. Solo passaggio troppo forte Salmeri che non aggancia. Antonino prova il tiro, Micale non va. Daniele Catalano ancora per Micale, finta e Rocco Marino para. Diego De Salvo, Francesco Anastasi, tiro fuori. Partiti all'arrembaggio lo Studentissimo Basile. Tavilla, un altro reduce del San Paolino che hanno fatto le finali nazionali a Falso Maggiore Terme, anzi a Montecatino. Due anni fa sono andato a Falso Maggiore, quindi Micale, Nastasi, mentre non ho detto che mio figlio Marco Anastasi, se c'era lui da aspettare, Abate, non c'è fallo, dice Anna Misseri. Daniele Catalano, tiro non va. Alla battuta Daniele Catalano, tiro direzione calcio d'angolo. Grande parata di Rocco Marino, ancora Rocco Marino i piedi, Salmeri, Diego De Salvo, viene fermato da Tavilla, Abate, Salmeri e chi alla prima occasione
La ditta Ruggero Domenico passa in vantaggio con Salmeri. La dura legge del gol, chi sbaglia paga. 1-0 per la ditta Ruggero Domenico su studentissimo dottoressa Basile Catiuscia. Qui da più con le mezzo, Marco. Qui da più con le mezzo. Francesco Nastasi viene fermato da Danilla, Salmeri, Massimo Cicciari. Neo entri per la ditta Ruggero Domenico. Antonino Micale, Martino lo dice tutto. Diego Salvo, Daniele Catalano, ancora Diego De Salvo, Antonio Micale, e c'è il fallo su Diego De Salvo. Alla battuta Francesco Anastasi è fermo della rete, dà solo l'illusione del gol, ma è fuori. Salmeri per Abati, rimessa a lavorare per la ditta Ruggero Domenico, Sapore di Sicilia, olio, vino e formaggi. Ed ecco bello inquadrato Giovanni Mazzagatti. Diego De Salvo tira va fuori. Salmeri, Cicciari, Tavilla. Cicciari, Salmeri, Abati, viene anticipato da Francesco Anastasi. Gioco di gambe, subisce anche un fallo. Ed è il secondo fallo per la ditta Ruggero Domenico. Vi ricordo che c'è sempre in la famosa gravina per chi segnerà di testa o di tacco. Catalano, Abate, tutto le cose che dice la signorina Anna Misseri. Ancora Rocco Marino, cicca la palla bene da Catalano, non è da lui e non è neanche da lui sbagliare queste gol. Antonio Micale, ed entriamo un bene proprio a segno di parte dello studentistico. Abate, al calcio maestoso tiro, Massimo Cicciari, e Massimo Cicciari 2-0. Vediamo la palla. Parlo di 12 anni fa, l'attaccante del subito, pure 15 anni fa, la palla a toccare i piedi. Si vede che la 2-0 per il Ditta Ruggero Domenico. Salmeri, tutto il primo, in campo anche Antonio Cicciari che ha preso il posto di Abate. Davilla, Massimo Cicciari, Salmeri, Cicciari, Marino, Cicciari, Marino, Cicciari, Tavilla, Salmeri. Questo non era Salmero. Questo non era Salmero. Poi c'è
Daniele Catalano, Diego De Salvo, Francesco Anastasi, Rocco Marino c'è. Quando si dice che il portiere è mezza squadra si dice che c'è Rocco Marino. Ho l'ampio rispetto, lavoro del Piero Grossi. Ma dove sei? Micale, Antonio Cicciari, tiro di De Salvo, la palla va fuori. No, cosa ormai siamo un po' io era una città se dice per caso non è quando però tu non devi stare tu non metti come canale ah non è Catalano, sembra un po' partita sì o passiamo fuori, continua il pressing dello studentistico e rimessa laterale per l'Intergeri Domenico, Sapori di Sicilia. Tavilla con il fisico si difende, Salmeri, Cicciari che prende la palla di Antonio Cicciari, clamoroso. Finta di Francesco Anastasi, Diego De Salvo, altra finta, porta la palla sul laterale, Davilla c'è, Cicciari Massimo, Davilla fa un errore da dilettanti, ma Diego De Salvo ne approfitta. Davilla dice mister Nuccio, mai se palle in diagonale, mai, te lo sei dimenticato. Era la BC 2-0 dietro il campo tipo Gatti per Antonio Cicciari. Pavilla subisce anche un fallo, mentre il risultato è sempre fermo sullo 2-0 per il Ruggeri Domenico su studentissimo Teresa Badiuscia Basile. Abbate tenta la finestra ma non va. Ricordo sempre potete intervenire in diretta telefonica tramite WhatsApp al 347 1877 413, mentre il sondaggio del poco fa ha visto quello di Valere che ha detto che Panton faceva nemmeno un secondo. Così malocchiato. Così malocchiato, va bene. Perché sogno malocchiato? Sentiamo. Tu ci vai a prevedere cose del genere. Siamo in diretta, non te ne sono poi lo dico.
Nastasi non si intende con Tavarano. Salmeri, Marino, Massimo Cicciari. Diego, continua il pressing dello studentissimo Basile. Pavilla abbatte al dovessero un pallone difficile e subisce anche fallo. Abbatte ci riprova sul calcio di punizione, piazserà la palla, la tira la bomba di sinistro, il pallone gira e si va a incassare la trazzetta. Abbatte. Ennesimo fallo sul tiro Abbatte. Se non sbaglio il terzo fallo di squadra per lo studentistico Basile. Ci riprova Abbatte, stavolta alla piazza o tira un'altra bomba. Tira la bomba, non la rimanerà, ma Salvatore Anastasi c'è. Ricordo sempre che siamo in diretta interplanetaria su Geo TV Web, ora stanno vedendo tutto il mondo, e per chi non ci vedesse in questo momento può sempre vedere le registrazioni sul nostro canale di Centro TV dirette. Abbatte, tiro, Paolo Anastasi, e poi commette anche fallo su Antonio Micale. Vi ricordo che già da questa notte le partite sono sul nostro canale di YouTube di Centro TV dirette. Nastasi va fuori. Figlio, sempre questo un gol di Sambia, va. Salmeri. Vi spiego perché le partite sono sul liceo TV diretta e non sul liceo TV canale ufficiale, in quanto gli scattuani francesi, organizzatori del Tour de France, ci hanno bloccato il canale solo perché ho messo un video di Vincenzo Nibali che trionfava. Siccome i francesi sono rosiconi, ci hanno bloccato pure il canale. Quindi ora abbiamo il canale di riserva perché abbiamo 7 video come i gatti, uno bloccato, ne abbiamo un altro. Quindi Niceto TV diretta, mentre tutte le sue programmazioni su Niceto TV. Antonio Micale era riuscito nell'ennesimo miracolo. 2-1 Ditta Ruggero Domenico 2, studentissimo Basile 1. Catalano. Nastasi cerca la finezza, ma Rocco Marino c'è sempre, come il Ceres. E qua mi suggerisce Peppo Formica che è una sfida fra
i migliori portieri del torneo ancora sul tiro di Salvo. Ancora Antonio Milani, ma ancora Rocco Marino, Diego De Salvo, ed è calcio di rigore. È decisa, l'arbitro Anna Misteri, calcio di rigore per lo studio dentissimo Basile. Guarda, Marco Micale, il nostro regista, da avere a replay. La modalità stasera c'è la modalità. Guarda come lo è, guarda come lo è. Nastasi contro Marino. 236, 34 circa. Nastasi contro Marino. A sinistra non si tira. Siamo calmi. Siete in diretta su YouTube su tutto. Nastasi contro Marino. Cucchino di Nastasi con freddezza realizza due pari, rimonta completata. E si comincia 2-2. Matteo Cicciari abbana la ghiaccia. Michele piazza il tiro, ma Rocco Marino si salva in calcio d'angolo. Michele, e la palla va fuori. Salmeri alla battuta per Rocco Marino. Di nuovo Salmeri. Colpisce l'arbitro. Nastasi la dice tutto. Michele. Fuori. E la palla deve uscire dall'aria, si ribatte. Pavilla. Ancora ci prova l'angolazione, ma la palla va fuori. De Salvo. Francesco Nastasi. Daniele Catalano. Antonio Cicciari la dice tutto, ma anche Francesco Nastasi anticipa Abate.
alla battuta Antonio Cicciari. Diego De Salvo, Daniele D'Aragno e Massimo Cicciari deve la palla in calcio d'angolo. Partita a viso aperto fra due ottime squadre. Pavilla, Nastasi. Pavilla tiro e Nastasi para e parte il contropiede con Daniele Catalano. Antonio Micale, Catalano, De Salvo, tiro direzione e finisce il primo tempo sul risultato 2-2 fra Ditta Ruggeri Domenico Sapore di Sicilia e Studio Dentissimo dottoressa Catiuscia Basile. Allora, si ringrazia i soliti sponsor: Pasticceria Gelateria Cosport di Nastasi Carmelo e figli in via Diressa San Piernicetto, Parrocchia San Pietro Apostolo Santa Maria del Rosario di Padre Gianfranco Centorino, ristorante Pizzeria La Fontaine di Santa Maria in piazza Rocca San Piernicetto, Auto Performance Isaia Domenico Salvatori in via Matteotti a San Piernicetto, Anna, io te l'ho tutto fuori. Ditta Ruggeri Domenico Sapore di Sicilia, ovvero vino e formaggi, olive, acciughe e tutto e tante altre cose, comprese le ottime novità: il vino Syrah e Pa Rosso, il vino Grillo e Pa. In via Corso Italia 26 a San Piernicetto, Meta alle Serelle, di Rimando Carmelo, via degli Orti a Milazzo, Studio Odontoiatrico, dottoressa Catiuscia Basile, Calderone Moda, in via Nazionale a Giammoro, impresa di Antonio Micale, in via Vendoliere San Piermarina, agenzia Funebri San Giorgio di Risveglio Natale, macelleria Colosa San Piermarina, tabaccheria del Folletto, alla contrada Fornaci, San Piernicetto, Lauruzzo e Niso, ristorante e pizzeria contrada San Biagio, a San Piermarina, officina meccanica Nacri, di Nastasi e Sgro, a San Passo Badia di San Piernicetto, pittoreria Antonio Bronico, via Bruni San Piernicetto, quindi saloneria, macelleria La Fortuna, in Giovanni Maria, in Chiara Andavo San Piernicetto, Lorenzo Marmini, Pettino La Maestra, controlla Fornaci San Piernicetto, Salvatore Previde, fertilizzanti antiparassitari in via Garibaldi a Giammoro, Limar, pasticceria e gelateria di Piero Marchetta a Chiarannaro, Di Giovanni, azienda vinicola Rosario Di Giovanni e SNC di Piero e Domenico Di Giovanni, contrada Bisocco, San Piernicetto, Amovilla Gomme, vendita senza pneumatici in via Nazionale a Giammoro, Bar pasticceria gelateria Mimoso, via Nazionale a Giammoro, Nastasi Francesco, vendi riparazione elettrodomestici a San Piermarina, ristorante pizzeria Cibiglio, contrada della Casa San Piermarina, Venezuela della Caffè, pasticceria e gelateria in via Nazionale a Giammoro, officina meccanica Fucile e Basile in via Salone Petrona San Piermarina, elettrodomestici Renda Giuseppe, Corso Italia San Piernicetto. Questo confuso. Panificio l'antica della tradizione, via Senatore Pitrone San Piernicetto, Toppo Forno di Nunziato Di Giovanni, via Nazionale a Scala Ricotta, Fantasia del Pane, focacceria officeria in via Libertà Giammoro, impresa delle Pia Nicola San Piernicetto, Paolo di Giorgio, impianti riscaldamenti idraulici in via Nazionale a Giammoro, officina meccanica Saia Nicola, via Regione Siciliana Forte Marina, il miele, produzione e vendita del miele a Pace del Mela, Falegnamerino, Rivaldi Francesco, via Rosario San Piernicetto, SF Pubblicità, via Europa San Piermarina, Bar Pasticceria Gelateria alle Donne, via Nazionale a San Piermarina, Fermo idraulica di Marico Salvatore, via a San Piernicetto, e il Campo Fieraio, lavorazioni in ferro battuto Piero Popolo, via Salone Purone San Piernicetto. Che bello,
Inizia il secondo tempo. Grande Ruggeri! Salutiamo Rafa Nadal Djokovic dal 21 al 25 agosto, torneo di tennis a San Francesco. C'è il ritorno del maestro per Ingelo. Io là era qui, io volevo faccio finta che non che rischiare. No, una è il Pakistan era. Guarda che questo è chi da russa. Rosa. Allora io lì da scaccia che era White Tower, che immaginate. Era mezza russa. Iniziare il secondo tempo fra studentissimo Basile e Ditta Ruggeri Domenico Favore di Sicilia. Le formazioni sono scese in campo con Salvatore Anastasi in porta, Inusso Islo, Diego De Salvo, Antonio Micale e l'altro Francesco Nastasi. Risponde la Ditta Ruggeri Domenico con Rocco Marino in porta, Massimo Ciccia, Lindo Davilla, Pippa Abate e Salmeri. Giovanni, sei inquadrato. Ciao. De Salvo. Salmeri, Cicciari. Sulla scivolata. Pinò De Pinò. Domani noi giochiamo noi. E noi giocherò. Sì, si dice il monotono di calendario. No, sempre già. E noi giochiamo. Alla battuta Francesco Anastasi. Tiro, Marino Bara e Thomas Luce spazza l'aria. Alla palla rimane a Francesco Anastasi, Diego De Salvo. Pavilla in anticipo, abbatte. Francesco Anastasi. Rocco Marino Bara ancora. Pavilla. Tiro di Antonio Micale. Il risultato di 2-2. Abbatte. Ricordo che c'è in palio una granita offerta a Lili Bar per chi segnerà un gol di testa o di tacco. Confusione varia, ma Salvatore Anastasi sbaglia la matassa. Minuzzi sbaglia. Francesco Anastasi. Esterno della rete. Massimo Cicciari. Non perdona la posizione Francesco Anastasi. Rimonta completata. Studentissimo Basile 3, Ditta Ruggeri Domenico 2. Cicciari. Minozzo, Slow. E sfiora il gol Antonio Micale. Micale.
Palmeri anticipa, Massimo Cicciari, Pavilla, tunnel su Micale e Palmeri sbaglia sul più bello. Occhio che c'è un Parazzo la Villa. De Salvo, anticipo di Nino Slò abbatte i compagni di squadra immediati del San Perniceo allenato da mister Nuccio. Pinò, chi gioca domani? Ricordo che domani alle ore 21:30 ci sarà il mini match della serata fra Bar Sport e Ditta Ruggero Domenico Sapori di Sicilia. Alle ore 22:30 Cadrone Moda, Fagnamaria Monti, già risultato si sa è 1 fermo per chi vuole giocare le scommesse domani. Cadrone Moda è quotata a 1 e 0,1. No, a 0,99. Quindi domani e poi a seguire alle 22:30 Meta SRL da Baccheria e Folletto. Questi sono i incontri di domani. Marino, Tavilla, De Salvo. Pavilla, Vitale e De Salvo sbaglia. Sigoliccio, Salmeri. Quasi ingannato il portiere dalla finta di abbattere, ma la palla va fuori. 3-2 per lo studio del titolo Basile su Ditta Ruggeri Domenico, mentre il cameraman è diventato ora il cameraman ufficiale di Liceo TV Web, il tutto fare Salvatore Italiano, che vi ricordo è colui che se voleva fare qualche donazione Liceo TV basta andare da Sapore Italiano, può dare 10, 15, 20 euro, 1 euro, 2 euro, accettiamo tutto. Volete farci una ricarica? Volete farci una ricarica perché noi trasmettiamo in diretta grazie a internet, quindi internet ci vuole la ricarica, giusto? Quindi volete farci una ricarica, noi accettiamo di tutto perché noi ci autofinanziamo, non prendiamo sovvenzioni pubbliche e niente. Per sapere come fare su PostPay basta che andare sul nostro canale YouTube Liceo TV, dove dice formazioni, c'è come fare donazione tramite PostPay. Piano, non mi ammassare su Salvatore però. E poi tutti la stessa storia adesso. Alla battuta Cicciari. Tavilla non prova il tiro, ci prova, ma Sapore si blocca con sicurezza. Di Salvo. E Rocco Marino para. Aperto d'acciaio.
Come ha fatto che filmavo? Rimessa la lavorare per lo studentizio del Basile. Salmeri subisce il fallo. Alla battuta da Massimo Cicciari. Gianni. Salmeri, sfortunato Salmeri, ci sarà quantificazione per il calcio d'angolo. Alla battuta Abate, io lo sviluppo contra Ghedo, realizza di giustezza Francesco Anastasi, 4-2. Da 0-2 a 4-2. Cicciari, Tavilla. Micale. Ancora Micale. E dentro il pallone. Oggi giocati di fino da parte Francesco Anastasi. 5-2. Visto il segno di testa e nemmeno di tacco, la Unita verrà offerta dal Willy Bar a chi segnerà il prossimo gol in qualsiasi modo. Al prossimo gol verrà offerta una granita dal Lilly Bar. Abbatte. Esterno rete. E Dio si guardava in vede quante sia la compagnia con Abate. E grande uniformati, gran gol. 5-3. Dietro il campo Daniele Catalano per Nino Sgò. Micale. Gran passaggio di Micale. E Daniele dentro il pallonetto, ma sotto Rocco Marino dice no, non si passa. E ancora Micale. Catalano, De Salvo.
Melina dello studentistico Basile, ora Diego De Salvo, Michele, Nastasi. E fa una mezza magia Diego De Salvo, ma la palla finisce fuori. Andate. E Nastasi para con i piedi. Palmeri. Ancora rimessa laterale, pressing della Ruggero Domenico, fallo, calcio di munizione a favore della Itta Ruggeri Domenico, Sapori di Sicilia. Abate, Salmeri, anzi Ciccia che para Anastasi, bello schema studiato, ma Anastasi para. Anastasi, Cicciari, Catalano, De Salvo. La palla deve uscire dall'area 5-3 risultato per lo studio dentistico Basile. Michele, impallato, Abate, Ciccioli, Abate, ancora un impallato da Villa, altra rimessa laterale, e fallo su Abate, si sta avanzando stile rugby. Entra in campo il Formica il massaggiatore. Con lo spray magico. Abate si è ripreso e prova a tirare la bomba. Tira la bomba, proveranno un altro schema. E ha tirato, ma la palla finisce fuori. Pavilla. Cicciari per Abate, Salmeri, salutiamo il grande maestro Salvatore Midicia, il non plus ultra.
time out chiamato dal studentissimo Basile. Vediamo massaggio loro perché Finisce il time out, si ricomincia sul 5-3 per lo studentissimo Basile sull'Inter Giri Domenico. Un nasso, questo è un nuovo fenomeno dei pre. La stanchezza da sentire. Cicciari, Salmeri cerca un numero di prestigio ma non ci riesce. Daniele Catalano per Antonino Micale. Rimessa laterale dello studentissimo Basile alla battuta da Antonio Micale. Diego, Francesco Anastasi, Daniele Catalano. 1-2 con De Salvo. Si destreggia Daniele Catalano sulla palla, cerca il numero alla bicicletta ma non ci riesce. Rimessa laterale. E segna De Salvo. E mi sa tanto questo gol lo mettono in cassaforte anche questo incontro. 6-3. Cicciari, Tavilla, abbatte. Abbatte. Marino, Tavilla, Salmeri e Alba. De Salvo è fuori, bella triangolazione, il duo De Salvo Catalano. Bravo Diego! Micale, Nassasi, Pigliozzo Marco, io ho detto fare una cosa, senti, Non può giocare da te, Sandro, e fallo da te. Catalano, sbaglia clamorosamente. 6-3 sempre il risultato.
Prima. Io vorrei fare la puzzina, macina, una puzzina di sto. Non ho più di più. Traversa il Diego De Salvo. Ancora para Rocco Marino. Uno di Diego De Salvo e Rocco Marino para. È diventato un assedio al Forte Marino. Nastasi. Ancora Marino. Sbaglia invece va attaccare sempre. Poi domani hanno pure i posti per la partita. E finisce l'incontro. Studentissimo Basile Cagliuccia 6, Vittorio Ruggeri Domenico Samuele di Sicilia 3. E già abbiamo la prima qualificata che è la squadra dello Studentissimo Basile. Ricordo che domani alle ore 21:30 ci sarà l'incontro fra Bar Sport contro Vittorio Ruggeri Domenico. Alle ore 22:30 nell'orario da noi scelto, l'orario clou, giocherà il Forte Minutoli. Ma non giochiamo? La prima? Ah? Ciao Salvini. Alle ore 22:30 Calderone Moda per Gnamaria con D e alle ore 23:30 Meta all'SNL da Baccheria in Folletto. Chissà come mai la mia squadra gioca sempre la prima e quella di Minutoli sempre la seconda. Chissà come mai. Ci sono magagne. Anche quella di Santa Marina ora sempre la seconda. Magagne. Ma io non so che differenza c'è, ma giocavo meno prima, perché io vorrei tutti fuori. Magagne, ci sono le magagne. Adesso che aspettare fino all'11 non gioco. Ci sono le magagne. Minutoli. Ma guardate il ritiro. Salvate. Anche questa sera, per il momento, è solo per il momento, dai, Piano San Francisco è tutto, da Giuseppe Ruggeri, per il liceo del web, se prima anteprima, baci, bacini, bacioni, bacetto un curosano, un saluto ovviamente a tutti i santroti che ci seguono all'estero. A domani alle ore 21:30 in diretta sul liceo TV diretta torneo di calcetto. Ringrazio il re dei premi, l'imperatore dei premi, Marco Micale, il tuttofare Salvatore Italiano e tutti gli amici che ci seguono, preso il mago di Lazio. Perfetto.